Un evento peggiore rispetto a quello del 2010, peggiore rispetto a quello del 66, che ha avuto un bilancio fortunatamente meno impattante, anche se contiamo comunque 3 vittime. Le opere di prevenzione hanno funzionato, nel 2010 ci sono state 32 rotture arginali, questa volta no, così come le briglie hanno funzionato e hanno evitato danni peggiori nella parte montana, che è quella che ha subito i danni più rilevanti. Le azioni di previsione, dei modelli matematici che ci consentono di prevedere questo tipo di eventi con alcune ore di anticipo, lo abbiamo fatto, abbiamo messo in preallerta tutto il sistema, abbiamo avvisato i cittadini, c'era poca gente in giro per le strade e questo ha consentito di ridurre i danni. Quindi è chiaro che dalle altre parti d'Italia, dove tutto questo non c'è, ci guardano con grande interesse. Oltre a questo però vorrei ricordare le persone hanno fatto la differenza a tutti i livelli, dal cittadino che si è arrangiato, rimboccandosi le maniche, fino anche a tutto il sistema di volontariato, tutti gli enti pubblici. C'è stata una collaborazione da parte di tutti, ben coordinata credo, e che ha dato dei risultati assolutamente positivi. Ma adesso si tratta di ripristinare la condizione a quello che era prima, perché le opere idrauliche hanno funzionato ma sono state danneggiate, quindi dobbiamo metterci mano e sistemarle, dobbiamo risolvere i problemi che hanno avuto i privati, quindi il risarcimento dei danni ai privati, ripristinare e togliere tutti quegli alberi caduti e ripristinare i boschi che c'erano prima, insomma un'azione che durerà mesi e mesi, direi un paio d'anni almeno, per tornare alla situazione che c'era prima, anzi meglio di prima. Ma noi ci siamo e continuiamo ad andare avanti con i ritmi che abbiamo avuto nei primi giorni. C'è stata una fase preventiva di allertamento da parte della Protezione Civile nazionale e regionale che ci ha permesso già di schierare tutti i dispositivi, l'impianto necessario per affrontare questa tipologia di emergenza. Sono stati 3 giorni di soccorso tecnico urgente veramente impegnativo, che ha visto uno schieramento di oltre 900 vigili del fuoco provenienti da tutto il Veneto e anche da fuori regione. Gli interventi principali che abbiamo temperato è quello della garanzia di ripristinare la viabilità, tetti scoperchiati, smottamenti. Abbiamo impegnato personale sia del soccorso alpino fluviale e poi a terra per liberare le strade e ricondurre alcuni torrenti al loro alveo naturale. Nella sola provincia di Belluno abbiamo svolto 3.600 interventi, mentre nel resto della regione 1.800. Chiaramente questo determinato dal flusso di oltre 900 persone, vigili del fuoco, che sono intervenute dalla regione e da fuori regione, e con circa 200 mezzi impegnati nelle operazioni di soccorso. Mai come in questa occasione c'è stata una previsione, un'allerta contraddistinto dal colore rosso, e quindi sì, questo ci ha consentito di poter diramare l'allarme alle amministrazioni comunali e sindaci. Il centro di coordinamento dei soccorsi si è riunito praticamente sin da subito, nonostante non ci fosse un tempo particolarmente ostile. Abbiamo contattato tutti i sindaci per le azioni di prevenzione che dovevano essere messe sul territorio. Poi in realtà le previsioni erano corrette e quindi c'è stato un durante, per cui è scattata la fase del soccorso, mettendo in campo tutte le risorse che si potevano mettere in campo in una macchina complessa, ma devo dire anche organizzata. E poi la fase del dopo, per poter ripristinare le condizioni ordinarie, che necessiterà ancora di tempo, perché ovviamente la devastazione è stata notevole. Quando dirama l'operatività assieme alle prefetture, noi siamo praticamente coscritti sempre, mobilitati, e così è stato anche recentemente, ma ogni volta che il sistema regionale ci attiva, noi è nostro compito mettere in piedi il nostro sistema locale e assicurarci di essere pronti per qualsiasi evenienza si presenti dal punto di vista del maltempo, come di altri accadimenti, terremoti o quant'altro.